Benvenuti e bentrovati a questo nuovo video. Oggi vi parlerò del pothos. Eccolo qui. Allora, il pothos è una pianta da interni dal costo molto contenuto. Questa qui che ho io è all'interno di un vaso da 11 cm e mi è costata solamente 1,90 euro. Allora, non è la prima volta che acquisto questo tipo di pianta. Purtroppo la vita di questo pothos, di questo genere di pianta, nel caso mio non è durata molto. Perché cosa succedeva? Che le foglie cominciavano a diventare nere, prima lo stelo cominciava a diventare nero e poi la foglia piano piano cominciava a diventare nera, segno che era stata attaccata da un fungo a livello delle radici, e a quel punto lì non c'è nulla da fare. Il problema è che il pothos non bisogna annaffiarlo troppo, ma nemmeno troppo poco. Trovare l'equilibrio è molto difficile e il più delle volte, quando appunto viene attaccata da questo fungo che genera le parti nere della pianta, la pianta è ormai persa. Allora oggi assieme a voi farò un esperimento, ossia travaserò questo vaso di pothos, che è in un vaso di terra, in un vaso di vetro che riempirò di argilla espansa che ho qui. In pratica si tratta di una semi-idrocultura, ossia tenterò, come ho visto anche in altri video, in altre riviste, di far vivere questa pianta unicamente con l'acqua, ma la inserirò appunto in un contenitore che contiene argilla ed acqua. Quali sono i vantaggi dell'idrocultura? I vantaggi dell'idrocultura non sono da poco, nel senso che non c'è più il problema di capire se la pianta ha bisogno o meno dell'acqua, di sbagliare le annaffiature, perché basterà semplicemente riempire questo vaso di argilla, dopodiché riempirlo di acqua, ma in maniera tale che l'acqua non tocchi le radici. In questo modo l'acqua viene assorbita dall'argilla espansa e tramite, conduzione, le radici assorbiranno l'umidità senza quindi generare marciumi radicali. Questo è l'obiettivo. Allora, per fare tutto ciò bisogna svasare la pianta e togliere ogni residuo di terra dalle radici. Per far questo vi consiglio di usare una bacinella con acqua a temperatura ambiente. Dopo aver tolto il grosso della terra, la mettiamo qui dentro in maniera tale che pian pianino le radici si lavano. Quindi ora adesso io svaso la pianta delicatamente. Vedete, qua ci sono già le radichette e lo cercherò di sgranare il più possibile, di togliere il grosso della terra. Abbiamo fatto il grosso e adesso immergiamo il pane radicale del pothos dentro una bacinella d'acqua in maniera da favorire l'eliminazione del terreno dalle radici. Ecco, qui abbiamo già tolto gran parte della terra attorno alle radici, che lasciamo dentro a questa bacinella d'acqua. La fase successiva è quella di togliere minuziosamente ogni pezzettino di terra che è attaccato alle radici e alle foglie di questa pianta, perché quando la metteremo in idrocultura non ci dovrà essere segni e presenza di terra, altrimenti si creeranno dei marciumi. Quindi le radici devono essere pulite il più possibile dalla terra. Ecco il risultato dopo una accurata pulizia delle radici che ho passato sotto l'acqua del rubinetto e poi le avevo immerse di nuovo in una bacinella d'acqua per agevolare la rimozione del terriccio
dalle radici. Ora dovrò inserire dentro le varie piantine del pothos e poi riempirò fino quasi all'orlo questo vaso di argilla espansa. Dopodiché metterò dell'acqua, ma in maniera tale che lambisca solamente le radici. Quindi cominciamo a inserire dentro delicatamente le piantine del pothos. E adesso andremo a riempire il vaso con argilla espansa. Allora, il risultato è il seguente. Questo è il risultato, vediamo se riesco a farlo bello vedere. È molto bello anche dal punto di vista estetico, si vedono anche le radici qui, ecco. Allora l'importante sarà annaffiare questo vaso, lasciare l'acqua ad un livello diciamo fino a qui, in maniera tale che non vada a contatto con le radici. Poi sarà l'argilla che imbevuta trasferirà l'umidità alle radici e cioè eviterà. Riassumendo, questo è il risultato che abbiamo ottenuto travasando una pianta di pothos che era contenuta in un vaso di terra in un vaso di vetro che abbiamo riempito di argilla espansa. Le radici le abbiamo pulite dai residui della terra. Noi intanto ci diamo appuntamento fra un mese e vi mostrerò come è andato questo esperimento. Vi invito a mettere un pollice in su qui sotto se il video vi è stato utile, nonché iscrivetevi al mio canale in maniera tale che verrete avvisati se farò altri video riguardanti l'idrocoltura e in generale i fiori. Prossimamente ne farò uno in cui vi mostrerò come fare la semi-idrocoltura con l'Anthurium e che è molto difficile tenere in vita in casa perché viene colpita in breve tempo dal marciume radicale. Anche qui per il solito discorso che le annaffiature vengono sbagliate, si tiene troppo il terreno umido, parte il marciume radicale e la pianta non si salva. Allora noi la prossima volta vi farò vedere come fare il rinvaso dell'Anthurium in un vaso di vetro con argilla espansa, quindi una semi-idrocoltura che anche in questo caso dovrebbe preservare più a lungo questa bellissima pianta. Ok, ne riparleremo la prossima volta. Intanto vi ringrazio per la vostra attenzione e alla prossima.